Tutto è distante, tutto è vicino. È notte, è giorno, ci si risveglia nello stesso letto, è ora di andare. Tutto è troppo distante, uno schermo, un telefono, un giornale. Per momenti, attimi, ci si accorge della tristezza altrui, per poi ritornare alla nostra vita. Ma se fossi uno di loro, se capitasse a me? Ti strappano al tuo destino, ti allontanano dai figli e dalla moglie. Ti senti perso, non solo scopri che tutto questo è orribile, ma che non ci sia una dannata ragione dietro a tali atti. Che te, senza aver fatto qualcosa, per il semplice fatto di esistere in un determinato momento o luogo. La puzza fa pensare di essere tra gli animali, fa pensare se siamo in un treno bestiame, se al posto dei nomi ci sono dei numeri. Si finisce per pensare di esserlo se martellati dai commenti. Si rischia di pensare di aver torto, di esserlo veramente. Non dobbiamo farlo accadere. Giochiamo e saltiamo come tutti i bambini fanno. Non ricordo altro, provo a rialzarmi, ma riesco a compiere solo un piccolo movimento, alzare il collo e le spalle e non ho più le gambe. Un urlo agghiacciante mi invade, le lacrime irrompono nei miei occhi. Com'è successo? Perché a me? Si fa sempre più chiaro l'ingiustizia di questi feriti, morti, lo sperdimento di chi aveva tutto e non gli è rimasto niente. Tutto è distante, tutto è vicino, un susseguirsi di storie, una possibile versione di te. Nulla è escluso. Tutto questo ti poteva appartenere. Tutto questo accade anche in questo istante da qualche altra parte del mondo. Ritieniti fortunato di essere dove sei. Ritornaci sulle loro vite, trova la forza, l'animo di far uscire dalla tua bocca lingue di fuoco. Fa sì di non essere tra i molti che spendono momenti per riflettere senza cambiare nulla. Propaga questo messaggio.